A posto Carlotta, tocca a me. Caffè? Ma lei non è il farmacista? Sì, ma oggi è il 1° aprile, pesce d'aprile per dei commercianti, per la popolazione, ci scambiamo i ruoli. Accade a Robiegano e a Salzano, dove il farmacista diventa barista, il gelataio fa il tabaccaio L'edicola è tutta tua. Grazie. e la parrucchiera si trasforma in oste. Tanto parte, mi fai più piacere, 5 litri di Merlot. Ok, Grazie. vado. Una quindicina le attività commerciali coinvolte per questa prima edizione di Scherzi del pesce d'aprile, fortemente voluta da Confcommercio. È un'iniziativa singolare, diciamo che la Confcommercio, grazie all'amministrazione comunale, ha costituito il distretto del commercio e ha messo in sinergia le varie attività. E poi ovviamente dove si semina bene si raccoglie bene. Obiettivo: incentivare le vendite tutelando i piccoli negozi di vicinato. Sono riusciti a trasmettere un segnale che uniti si è più forti. Quindi è un problema che viviamo in tutti i nostri paesi e cerchiamo noi di essere separati, ma loro ci dimostrano invece che essendo uniti stanno ottenendo un risultato bellissimo. Questa è la prima iniziativa che hanno fatto, oltre che coinvolgere gli altri commercianti che sono diventati tutti veramente amici perché si trovano sempre assieme, coinvolge anche la popolazione che sono tutti entusiasti di questa iniziativa. E ora cin cin sindaco. Cin cin, Evviva! evviva, cin cin. Per farmacista oggi si è presentato come barista col cappuccino. Eh sì, si è presentato, è stato uno scherzo carino e al momento non ci ho pensato che era pesce d'aprile.